Secondo me, dai colori che vedi da donna, più o meno si può indovinare il carattere. A donna bionda 99 in 600 ha un temperamento freddo, quando non l'accado. A sa scorda facilmente qualunque appuntamento, alle puntuale solo quando sa che portano di regali, in te quell'occasione ave creve de complimenti. All'indomani però non sa manco ciò che sei. Hanno poi vedo fuoco acceso, che piace ghiacciate, e se le sposa all'obbligo ormai a bere la camomilla per i nervi. E questo su per su per tutte le donne bionde. A donna negra guai chi è capita sotto. Ave incanta, ave guanta, ave tia, ave mola, ave stroscia, ave strascina, ave sprema, ave strepa i capelli, ave gran fine, ave marmela, ave arunza, ave incendia, ave imbrega, e poi avene da una pata lì. E quello significa che aveva ben, perché prima che amandè via viatri, a se ne va da lei. Meschin quell'uomo con la resta sul giugò do fascino della donna negra. L'unica cosa, quando vedei una donna negra che ave fissa, cacciai oggi intera, però stai attenta a non montare addosso. A donna castagna invece ha l'anima sensitiva, alle tutta sentimento, accede solo mediante una corte spietà. L'uomo che in amore o deve farlo capire per mezzo di un'altra sua amica, quando la vede o deve fare un sorriso formato tessera, o deve salutarla 7 volte al giorno, scrivi attraverso in giornale illustrò, mandaga di massi de fiori mantenendosi in incognito, aspettala inutilmente l'appuntamento per le mese giornée, insomma fa diverse svariate brutte figure per poi riesci a portarla al municipio e non quetaci per 5 scampa. A donna russa invece è sanguinaria, a preferisce la mudi magelè, a mangia berodi, a pigialampo vicino al fuoco, a ragiona come i tracche, a parte come i fuga e qua canetta, e o suo amore vuole come la fiamma che avampa distrugge e divora, ma dura un'ora. E questo naturalmente si riferisce ai colori naturali. Per quanto riguarda le tinte di moda, invece, consultare l'enciclopedia Marciatori, alla parola tacchi a spillo.